Eccolo il guardrail su cui per circa 50 metri avrebbe strisciato l'autobus guidato da Rizzotto per poi precipitare. Nessun segno di frenata sull'asfalto e per quanto riguarda la velocità sembra che il mezzo procedesse lentamente. Nessuna collisione dunque con un altro mezzo, anche secondo quanto hanno raccontato alcuni dei sopravvissuti. Hanno dato delle indicazioni che collimano con le ricostruzioni fattuali, e cioè non ricordano di aver sentito urla di nessun tipo e soprattutto non hanno sentito botte, colpi dalla parte sinistra del mezzo, e quindi questo collima con l'assenza di elementi che fanno pensare ad uno strusciamento, ad un contatto tra i due mezzi. Escluso l'impatto, dunque si propende per un malore dell'autista o un guasto meccanico. L'autopsia sarà importante, penso che dovrebbe darci degli elementi ulteriori per avere un quadro sempre più completo. Difficile ora dare un'identità alle vittime, molte non avevano i documenti con sé. Per questo motivo il procuratore ha spiegato di aver dato incarico alla medicina legale, ma anche alla polizia scientifica, se necessario, di ricorrere all'esame del DNA. Una tragedia che ha sconvolto la comunità, tanto che questa mattina più di qualcuno si è recato sul posto per lasciare dei fiori. Sono passata ieri che era appena successo. Cosa ha visto? Brutto da vedere, proprio brutto. Le fiamme, l'odore di bruciato. No? Una notte di lavoro, la scorsa, che ha visto centinaia di forze in campo. Lo scenario ti rimane impresso, molti dei pompieri, e siamo intervenuti con oltre 60 persone, con oltre 30 mezzi, anche dalle province di Treviso, Padova, Rovigo, e molte delle persone, dei colleghi che ho salutato, ho sentito, eccetera, mi hanno detto: guarda, io non ho mai visto una roba del genere, una roba così.